Buona giornata, ben trovati a questo appuntamento con l'informazione di Telefriuli che apriamo parlando di scuola con alcune dichiarazioni di questa mattina del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga che stanno facendo discutere. La scuola oggi purtroppo è un vettore di contagio importantissimo ed è aperta, mentre ci sono altre attività piccole o parziali che però non comportano rischi che rimangono chiuse. È quanto avrebbe detto stamani il governatore Fedriga intervenendo alla trasmissione televisiva Mattino 5. Sarebbe stato assolutamente giusto fare il contrario, avrebbe aggiunto Fedriga. Vengo da una terra, ha detto, il Friuli Venezia Giulia, dove c'è stato il terremoto. I nostri padri con estrema responsabilità hanno detto: nella ricostruzione prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese. Se noi teniamo chiuse le attività lavorative per tanti mesi, oltretutto neppure parzialmente o con limitazioni, vuol dire il fallimento di queste attività. Io preferisco, purtroppo dovendo scegliere, un ragazzo che fa la didattica a distanza, ma che ha il papà e la mamma che possono lavorare e portare i soldi a casa per mantenerlo, rispetto ad un ragazzo che fa la didattica in presenza, ma i genitori non lavorano e non hanno di che mantenersi. Insomma, secondo Fedriga, dietro la decisione di tenere le scuole aperte c'è stata una scelta ideologica e ha parlato di una ipocrisia che è andata avanti per mesi. Come abbiamo raccontato anche ieri, in relazione in particolare alla diffusione della variante inglese, la fascia d'età 3-5 anni è quella che risulta particolarmente contagiata. Se i problemi di salute sono limitati, ciò che preoccupa è che poi questi bambini diventino veicolo di trasmissione anche rispetto a persone fragili che possono esserci in famiglia. Sul tema della scuola, il collega Andrea Pierini ha sentito l'assessora regionale Alessia Rosolen. Purtroppo d'attualità è quello dei contagi nelle scuole. Questa volta si parla delle fasce più piccole. È un tema pericoloso, ci sono dei dati che segnalano come la variante inglese colpisca bambini più piccoli nella fascia tra i 3 e i 5 anni, anche privi di altre pregresse patologie. È un tema angosciante che però assieme ai dipartimenti di prevenzione stiamo per il momento tenendo sotto controllo e monitorando in maniera attenta. E ci sono i dati, appunto, quelli che danno il Friuli Venezia Giulia in zona gialla anche per la prossima settimana. Tutti i parametri in miglioramento, eccetto un lievissimo aumento dell'RT e anche sempre meno pressione sugli ospedali. Una situazione che però, lo ricordiamo sempre, fotografa la situazione di 2 settimane fa. Oggi vediamo un virus prepotentemente in circolazione. Naturalmente l'effetto poi sulle ospedalizzazioni si farà sentire più in là. Intanto però tra i medici c'è già preoccupazione. Abbiamo un indice di positività che si avvicina al 7%, siamo mediamente sul 6,8%. Questo non è un buon dato, è un dato che è cresciuto soprattutto negli ultimi giorni rispetto al 4% che avevamo visto nella settimana scorsa. L'occupazione dei posti letto ancora è il dato positivo, abbiamo meno di 400 posti letto in regione occupati, 391 con 56 posti letto di rianimazione e terapie intensive e 335 nei reparti medici e pneumologici. Se a questo aggiungiamo che l'RT si mantiene sullo 0,83%, la situazione sembra ancora stabile, però c'è qualcosa che sta venendo fuori. Purtroppo confermo che i dati fanno temere un'iniziale risalita, ovviamente dati che dovranno essere poi confermati nei prossimi giorni, però la possibilità c'è. Anche guardando i dati del Veneto, per esempio del vicino Veneto, che è già in incremento da qualche giorno. Quindi cautela, dobbiamo
dobbiamo invitare ad una cautela molto importante, non dobbiamo farci illudere, diciamo così, dai buoni dati intraospedalieri, perché purtroppo, come abbiamo visto le altre volte, l'incremento extraospedaliero poi si tramuta, ai noi, in un incremento intraospedaliero a distanza di una settimana, 10 giorni. E dai nuovi test effettuati è emerso il 26% di variante inglese in Friuli Venezia Giulia, che va, diciamo così, a corroborare l'idea che questi incrementi potrebbero essere ascrivibili alla circolazione di questa variante, e quindi dobbiamo stare molto molto attenti. Manifestazione questa mattina in Piazza Libertà Udine del comparto del wedding. Proprio dal capoluogo friulano è partita una mobilitazione che si è estesa a tutta Italia. Il settore dei matrimoni, che va dalla moda ai fotografi, passando per quanti affittano le location, è allo stremo e chiede di ripartire il prima possibile in sicurezza. Siamo qui in 14 piazze italiane insieme all'urlo di Insieme per il Wedding. Perché? Perché siamo un comparto di 90.000 aziende e partite IVA, un fatturato complessivo di 60 miliardi e siamo, diciamo, impossibilitati a lavorare. È un anno che non fatturiamo e non riusciamo ad avere dal governo alcun ristori fino ad ora, perché in realtà dicono che possiamo lavorare ma ci tolgono la possibilità di lavorare e non riusciamo ad avere una data certa per ripartire, e questo è drammatico, in quanto il 5 di marzo, come penso voi tutti sappiate, partono le crociere. Allora, scusate, perché? Questo è quello che chiede Insieme per il Wedding, un movimento spontaneo, apolitico e apartitico, che ha preso vita appunto dal Friuli, Venezia Giulia, Stefania Vismara e da Pescara con Marina Franceschini, 2 imprenditrici del wedding, e al quale si sono uniti tutti, perché in realtà adesso siamo 14 piazze, il 26 di marzo saremo già 28 piazze italiane. Tutti a chiedere una data certa di riapertura e un aiuto per ritornare a fare ciò che amiamo fare. Una lite per futili motivi è degenerata in rissa a Udine. Erano le 17 di ieri quando una decina di giovani stranieri hanno iniziato a picchiarsi con calci, pugni in pieno centro tra i portici e lungo via Vittorio Veneto, sotto gli occhi impauriti dei commercianti e di alcuni clienti fuggiti per la paura. La scazzottata è stata immortalata da alcuni residenti e sui social le foto e i video postati dagli utenti, tra i quali anche quello di Valentina Labate che stiamo proponendo, hanno subito generato stupore e polemica. Udine è davvero sicura? A chiederselo tanti cittadini e politici. Sulla vicenda è intervenuto Cristian Sergo, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale. Proprio ieri, a pochi metri dal luogo della rissa, ho passato 5 ore in commissione a parlare di polizia locale, vigilanza del territorio, ronde di cittadini, steward urbani, vigilantes e collaborazione con le forze dell'ordine. Ma cosa sarebbe potuto accadere se sul posto fosse stata presente una ronda? Come avrebbe agito in attesa delle forze dell'ordine? Si chiede il consigliere regionale. Maria Rosaria Capozzi, capogruppo in Consiglio Comunale del Movimento 5 Stelle, stamattina ha depositato un'interrogazione sulla situazione. L'episodio di ieri, spiega, si aggiunge ad un ulteriore arresto per spaccio di droga avvenuto in pieno centro e di un'altra delle numerosi liti ed aggressioni in zona stazione. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Udine Pietro Fontanini, che ha scritto una lettera al questore di Udine per chiedere un'intensificazione dei controlli in città. Ha chiesto che vengano riconosciuti e puniti i responsabili. Le scrivo, leggiamo nella lettera, per segnalare la mia preoccupazione per gli intollerabili episodi che si stanno verificando nella città di Udine e dei quali si rendono puntualmente protagonisti giovani stranieri ospitati dalla nostra comunità. Ultimo, in ordine di tempo, la violenta rissa che è scoppiata ieri in via Vittorio Veneto, che ha visto coinvolte decine di questi giovani che hanno danneggiato gli arredi di alcuni esercizi, mettendo a repentaglio l'incolumità dei passanti.
Mi domando inoltre perché, scrive nella lettera inviata al questore il sindaco di Udine Fontanini, a Pordenone, città nella quale si verificano fatti analoghi, i responsabili di questi episodi vengano individuati e arrestati, mentre a Udine difficilmente le indagini hanno esiti di questo tipo. Fatti come quello di ieri, conclude il sindaco Fontanini, non appartengono alla nostra città e gli udinesi non sono più disposti a sopportare oltre questa situazione. Parole molto dure, quelle del sindaco di Udine, Pietro Fontanini, che peraltro hanno creato qualche perplessità e qualche duro confronto anche all'interno della stessa giunta comunale di Udine. Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi. Esce fuori strada e finisce in bilico su un dirupo, intervento dei vigili del fuoco questa mattina per salvare un uomo rimasto bloccato all'interno di un'automobile finita su un tratto di terra che precede un precipizio. È successo a Savogna alle 10, ad intervenire sono stati i pompieri del distaccamento di Cividale che giunti sul posto hanno messo in sicurezza l'auto ancorandola al loro camion. Una volta agganciata i vigili hanno aiutato l'autista ad uscire dalla macchina affidandole poi alle cure mediche dei sanitari. Le cause dell'incidente sono al vaglio delle autorità. Più 3% oggi a Piazza Fari per Fincantieri dopo la comunicazione dei dati di bilancio e l'annuncio di una commessa da 1,35 miliardi per la costruzione di 2 sottomarini di ultima generazione per la Marina italiana. Fincantieri corre in borsa, il titolo a Piazza Fari avanza del 3% dopo i numeri del 2020 e la commessa da 1,35 miliardi per 2 sottomarini per la Marina, della quale si è avuta notizia stamattina. Sui conti Fincantieri pesa la pandemia. Il bilancio 2020 chiude con una perdita di 245 milioni di euro, erano stati 148 nel 2019. Il recupero produttivo segnato nell'ultimo trimestre, tuttavia, fa prevedere un ritorno all'utile nel 2021. Il CDA ha approvato il bilancio che parla di carico di lavoro confermato, di ripresa produttiva con 19 unità consegnate e ordini acquisiti per 4,5 miliardi per 18 nuove navi. L'esercizio 2020 risente di una perdita di produzione del 20% rispetto a quanto programmato. Le consegne sono state rispettate e non ci sono state cancellazioni di ordine. I ricavi si sono attestati a 5,1 miliardi, meno 11% sul 2019, per effetto di una perdita di 3,2 milioni di ore di produzione. Lo scorso anno sono stati inoltre creati in Italia oltre 500 posti di lavoro direttamente e 2.500 nell'indotto. Sono stati anche effettuati investimenti per 309 milioni. Il carico di lavoro complessivo è di 116 navi con consegne fino al 2029. Le previsioni parlano di ricavi in aumento nel 2021 del 25-30%. Possiamo quindi dirci molto soddisfatti della reazione del gruppo perché abbiamo dimostrato una notevole capacità di risposta riprogrammando le nostre produzioni anche con la revisione dei processi organizzativi, commenta l'amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono. Il manager ha ricordato i successi importantissimi nel militare e la diversificazione a partire dalle infrastrutture con il nuovo ponte di Genova. E a proposito dei risultati sul fronte militare, s'è avuta notizia oggi della firma da parte di Fincantieri del contratto per la costruzione di 2 sottomarini di nuova generazione, con l'opzione per ulteriori 2 unità per la Marina Militare Italiana. Il valore complessivo del contratto per i primi 2 battelli è di 1,35 miliardi. Rispetto ai sottomarini della classe precedente, compiremo un autentico salto tecnologico a partire dalla progettazione e dal sistema di combattimento sviluppato insieme a Leonardo e del quale abbiamo in carico l'integrazione a bordo, commenta Bono. Ciò consentirà all'Italia di restare nella ristrettissima cerchia dei paesi capaci di costruire unità così sofisticate, ha concluso. Ci fermiamo qui, tra pochissimo appuntamento in diretta con A voi la linea.